il lancio con Farinacci che però trova Morgan Deimar veloce all'interno, tanto l'Asanfar cerca posizione, inseguito è partito veloce tagliando fuori Neruda Trio. Prima curva con Morgan Deimar e Farinacci in lotta, poi l'Asanfar inseguito. 15-3 il lancio, si è accodato Farinacci di fuori, inseguito che è tallonato da Neruda Trio, mentre in terza ruota c'è l'avanzata di Montreal B. 31,5 intanto per i 400, al largo anche Nela ma nelle retrovie, mentre Montreal B che va all'esterno di Morgan Deimar. 47 scarsi per i 600, andatura piuttosto allegra. Morgan Deimar ora deve vedersela appunto con Montreal B, mentre inseguito ripara alla corda al giro in 1-2, di fuori Neruda, mentre c'è un cedimento di Isto Vardaghi che scivola in ultima posizione, scavalcato da Nero su Bianco che manda in terza ruota Nino Bell. Il chilometro in 1:17,8 per Morgan Deimar, sempre di fuori in tentativo di pressing Montreal B, di dentro inseguito poi Neruda Trio e Nero su Bianco che prova a muovere dalle retrovie anticipando Nino Bell. Morgan in vantaggio, terza ruota per Neruda Trio. Quando siamo ai 300 finali lo scatto di Neruda, si fa avanti anche dalle retrovie Nino Bell, ma è ceduto di schianto Morgan Deimar, è passata Neruda Trio in retta d'arrivo. Su Neruda c'è il tentativo di Magnum Font SM, nel finale Magnum Font che va a vincere su Neruda Trio, mentre per il terzo probabilmente Nino Bell, con finale veemente quanto tardivo, viene a battere i cavalli all'interno. Successo di Magnum Font SM, Diego Dall'Oglio segno anche 7 giorni fa, fa il bis, e per il terzo Nino Bell in effetti viene a giustiziare i cavalli all'interno. Magnum Font SM va a segno davanti a Neruda Trio e Nino Bell. 11-5-8 l'ottava del Candiano. Ci risentiamo fra 7 giorni.